Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine molto usato in napoletano anche per i vari modi di dire o espressioni legate ad esso. Il termine in questione è lasco. In italiano il lasco identificherebbe nell'ambito marino, sì, una manovra non tesa. In realtà in napoletano il termine ha un significato completamente differente perché indica qualcosa di allentato, di scarsa consistenza, diluito. Ne faccio un esempio: il caffè lungo diventa lasco, il pettine che è molto diradato diventa lasco, si chiama spiccicatura quel pettine in questione. Una persona che è incontinente viene detta lascherina, ovvero allentata nei reni. Una persona che non è semicalvo è laschegapil, quindi ha i capelli radi. Il fucile che spara al primo colpo è laschepos, cioè è largo nel grilletto. L'origine del termine deriva dal latino, da laxus, che vuol dire largo. Identifica proprio benissimo questo concetto della cosa larga, diradata, ampia. Il caffè lasco proprio non si può sentire. Detto questo, io vi saluto, vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e, come si dice sempre a Napoli, ciao Brim!